Don Maurizio Mangione, 3 giorni di festeggiamenti per il cuore immacolato di Maria a cui questa chiesa comunque è stata intestata. Abbiamo vissuto 3 giorni di grazia e stasera è l'ultimo giorno, il momento in cui porteremo per le strade del nostro quartiere il simulacro del cuore immacolato di Maria, perché ognuno possa lasciare, ammorbidire questo cuore mentre contempla il cuore della Mamma Dolcissima. Quest'anno, nel preparare col Consiglio pastorale i festeggiamenti del cuore immacolato di Maria, abbiamo pensato di dare una tematica in queste 3 giornate. Abbiamo pensato, di mettere in risalto la famiglia, che è la realtà più bella che Dio ha messo su questa terra, ma che è quella realtà più attaccata, quella realtà dove il demonio vuole distruggere la famiglia, che è fondamentale. E allora in queste giornate abbiamo pregato le famiglie davanti a Gesù sacramentato. Il secondo giorno le famiglie si sono radunate qui in chiesa, abbiamo anche fatto una bella catechesi lasciandoci aiutare da Giovanni Paolo II, che ha scritto tanto sulla famiglia, e lui stesso un giorno, chiedendo: Santo Padre, quando lei non ci sarà più, come vuole essere ricordato? Lui disse: voglio essere ricordato come il Papa delle famiglie. E quindi abbiamo fatto questa bella catechesi ricordandoci che la famiglia è un dono di Dio e che nessuno deve permettersi di distruggere questa realtà fondamentale. Poi ieri sera la parrocchia Famiglie di Famiglia ha vissuto un'agape fraterna nella condivisione, nella festa, nell'armonia, e oggi nelle varie celebrazioni le famiglie proprio si sono radunate attorno a questo cuore, che in fondo poi Maria ci dà un messaggio, e il messaggio è proprio questo: di ammorbidire il cuore rendendolo un cuore più di carne e non un cuore di pietra. E ce ne accorgiamo oggi, purtroppo in giro ci sono tanti cuori incattiviti, tanti cuori che veramente si sono smarriti. Preghiamo perché ognuno di noi possa avere un cuore bello e generoso, e che il cuore dei potenti possa privilegiare nel proprio cuore, per il bene dell'umanità, la pace, il bene comune, e anche promuovendo leggi più giuste e sagge. Di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,